Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e oggi un'introduzione completamente differente. Ovviamente abbiamo un fermo immagine che ci rappresenta un po' come è andata la campagna, cosa stiamo facendo lungo tutto il confine, e questa sarà una puntata che riprenderà direttamente dalla scorsa, problemi di editing. Io signori vi auguro una buona visione come al solito e ci vediamo poi qui sotto nei commenti. Mi raccomando, non dimenticatevi like se volete spingere questi contenuti. Ciao ragazzi, buona visione. Allora, d'altro, niente ragazzi, cosa dobbiamo fare? Niente, siamo in una botte di ferro. Vediamo ora come reagiranno i nostri nemici. Finiamo il turno. Qui intanto la legione è arrivata, perfetto. La flotta sta risalendo piano piano. Sono partiti da Alessandria, sta risalendo tutta la costa dell'Africa per andare a fare brutto nel canale della Manica. Bene. I parti ormai sono l'ombra di loro stessi, ve lo dico perché nelle scorse puntate sono stati veramente schiacciatissimi, quelli che vi ho fatto risparmiare, ma li ho visti proprio in difficoltà. Ha terminato il patto in un'aggressione con me. Ok, non gli è piaciuto, non gli è piaciuto l'attacco. Ha terminato il patto in un'aggressione con me. Aia. Aia. Coalizione mondiale contro Roma. Attenzione. Grado aumentato del generale. No, del patrizio. No, generale. Il generale. È morto un figlio. Quante nuove nascite. Ok. Andiamo a potenziare la nostra legione con il recupero, il movimento e il mantenimento. Vergium intanto piano piano diventa romana. Cuoio o commercio locale? Io farei cuoio e qui farei la torre, indubbiamente la torre. Qui quindi c'è un po' di maretta, c'è un po' di maretta qua. Vediamo se riusciamo. Riescono comunque accordo commerciale. Io ti pago, però tu mi rientri nelle fila, dai. Dai, non vuoi? No, proprio arrabbiati. Tanto sono affidabili loro. Dobbiamo tenerceli buoni. Ma se io ti do un po' di denaro, poco, tipo... Scusate, tipo... Ma io posso fare il primo pagamento 260.000? Cioè... Vabbè. Questo significa non poter usare la diplomazia. Vabbè, ok. Allora, andiamo a liberare questa cittadina. Ah, questi sono... Questa sarà da combattere, ce la teniamo un attimo così. Ce la teniamo. Magari chiedo una legione in supporto. Qui intanto attacchiamo. Ok, qui non è la stessa cosa. Siamo belli tranquilli. Attacchiamo il villaggio e lo prendiamo. Radiamo il suolo. Perfetto. E siamo presi tutta questa porzione. Vediamo dall'alto. Vabbè ragazzi. Pannonia è nostra. È nostra. Suebi qua addirittura. Allora chiediamo aiuto alle flotte che ci sono. Scusate, alle legioni che ci sono qui. Wow, anche questa è una gittata pazzesca.
Stacchiamoci dalla cittadina, tanto è a posto. Quinum, ok. Andiamo a smantellare. Ah, questo è cibo. Cibo, cibo, cibo per noi. Ottimo, cibo ci serve. Facciamo legno. E facciamo a questo punto questa, perché faremo anche qui le torri. Questa Jessica dov'è? Qua. Potremmo anche non farla la torre in realtà. Potremmo dargli o questo o qualcosa sul reintegro delle unità, perché sarà poi una zona di confine. Per me il reintegro di unità ci sta. Perfetto ragazzi. Allora prendiamo questa legione e facciamo... Ok, attraversano a questo lato. Andiamo a attaccare anche Peacecool. Non perché la voglio tenere, ma perché la andiamo a liberare. Ok, loro sono un po' lenti, non hanno ancora capito cosa sta succedendo. Vedono queste truppe romane disporsi, quindi sono un attimo così titubanti. Va bene, il resto rimane qua così fermo. E l'invasione c'è stata, signori. Ora, se... guerra. Guerra tra Kushan e Limar. Fatemi vedere. Dov'è Limar? Secondo me è da quest'altra parte. Limar, fatemi vedere. Scusate. Limar. Eccolo qua Limar. Ok, allora io direi a questo giro andiamo in soccorso. Da bravi infami. Andiamo in soccorso del nostro amico qua, dell'Imar, andando a occupare questi territori. Quindi diremo a Kush che togliamo il patto di un'aggressione e cancelliamo il trattato. Ok, vediamo, loro non la prenderanno sicuramente bene. Loro magari ci vogliono un po' meglio. Bah, oddio. Io, siccome sono infame, offro il pagamento. No, vabbè, così no. Diamogli un po' di soldi a questi. Glieli offro. No, 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 fermi, fermi. Sto dichiarando guerra. No, posso fare solo queste di richiesta. Ok, va bene. È una satrapia dei Saba. Guardate, fatemi vedere allora i Saba. Quindi i Saba sono, ok, in guerra con i Kush. Abbiamo un patto di non aggressione, va bene. Ok, ho capito. Allora, diamogli a questi... Scusatemi, misclick. Diamogli a questi, allora, come stavo facendo prima, effettivamente dei soldi per difendersi. Ok, perfetto, loro sono contenti. E poi chissà, magari con quei soldi si ribelleranno a Kush. Portiamo questa legione sui confini. Fortifichiamo. Non attacchiamo subito. Oh, posso aumentare. Assolutamente. Ma anche le piramidi. Ma va, che figata, ragazzi. Non l'avevo vista questa cosa. Andiamo a aumentare anche qui. Andiamo a aumentare anche qui. Sì. Qui non sarebbe male. Dov'è che sarebbe la città di... Ok, di Ospolis, va bene. E... Sulle guarnigioni vediamo. Loro però io li metterei... li metterei tipo qui. Facciamo, tirare fuori la legione. E la teniamo qua. Facciamo un fortifica sopra le pianure, perché tanto comunque a livello di cittadine sono molto lontani. Queste però no. Queste però no. Quindi prendere questa e quest'altra dopo non sarebbe male. Allora andiamo a vedere un attimo con la spia cosa sta succedendo. Vediamo un attimo. Ok. Ok. Qui abbiamo i Saba. Ok, però non vorrei che mi prendessero questa. Non vorrei che mi prendessero questa. Potremmo fare anche un blitz velocissimo.
Tanto loro già ci odiano, quindi dichiariamo guerra. Ok, entrano i volenterosi. Loro ci odieranno a morte per questa roba. Prendiamoci la cittadina. Ok. 70% mi sembra un po' esagerato. Anche perché dobbiamo prendere poi un'altra città. Questa, ragazzi, ce l'andiamo a giocare adesso. Perché onestamente il 70% perde il 30% degli uomini mi sembra esagerato. È vero che non ho delle grandissime unità nella quinta Liberatrix, però perdere così tanto con degli uomini di, diciamo, di leva all'interno della cittadina, addestrati con voglio dire, gli scudi di un certo, cioè di livelli veramente bassi, direi che siamo su una bellissima salita. Però qui siamo noi che li dobbiamo aggredire, quindi non c'è salita che tenga. Vediamo di mettere le macchine d'assedio un po' più, fin dove arrivano le gittate, fatemi vedere. Ok, non sono vicinissime, ma non sono neanche lontanissime. Ok, quindi farei così. Cavalleria la disponiamo da un lato, un po' più indietro, per favore. Gruppo di selezione. Quest'altra la mettiamo sempre qui, così. Ok, generale per ora qua, per favore. Tutto il tiro lo mettiamo qui, altro tiro lo mettiamo qui, e tutta la nostra, i nostri uomini li mettiamo in questa posizione. Allora, loro saranno qui e saranno in testuggine, loro qua e loro qui. Va bene, ne ha saltato fuori uno. Ok, qua. Va bene, loro, come ho detto, saranno in formazione di testuggine. Ok, iniziamo la battaglia. Guardate, bellissima questa scena dall'altopiano. Avanzano. E allora, signori, fateli fuori. Proiettile avvelenato. Vai, ragazzi, tirate, per favore. Ok, si stanno armando. E ok, perfetto. Partono i primi colpi. Bellissimo questo qua di colpo. Bellissimo. Bellissimo. Ok, soldati, rimanete. Magari un po' più avanti. Cavalleria, iniziate a disporvi di lato, per favore. Forza. Partite. Rimanete. Ok, ricordatevi di spostarvi a sinistra. Ok, continuate a tirare. Mamma mia, che strage. Guardate quanti uomini lasciati a terra. Ok. Mamma mia. Ok, perfetto. Ora iniziamo a stringere con le cavallerie. Questi lasciamoli prendere ancora un po' più indietro. Ok. Mantenete. Mantenete. Ok, arrivano i colpi. Ma non ci fanno nulla. Ok, allargatevi. Ok, allargatevi, perfetto. Giratevi. Avanzate prima voi, per favore. Ok. Datagli una mano. Ok. Forza cavallerie. Andatevi da qua, per favore, che ci sono questi con le lance, vi fanno molto male.
Ok. Bene. Benissimo, ottimo. Ottimo. Un po' di danni alla cavalleria, vabbè. Quello purtroppo abbiamo beccato le lance più in faccia, però va bene. Qui la cavalleria sta facendo una strage. Ok. Ok. Andate qui per favore. Voi qua. Ok. Voi in avanti. Ok. Ok, perfetto, signori, ottimo. Ok, arcieri fatti fuori, generale sta andando, ottimo. Dividetevi, ma ormai il gioco è fatto, signori. Ok, la piazza è nostra, signori. Bella, bella, bella. Easy, ci sta. Vediamo quante ne abbiamo perse. 119, va bene, dai. Considerando che erano 3000 loro. Ci sta. Perdite accettabili. Qualcuno di nostri avrà pur certo inciampato, voglio dire, no? Perfetto, signori. Perfetto. Andiamo a raderla al suolo e la facciamo diventare cittadina romana a tutti gli effetti. Quindi via. Questo sta con Petra, quindi potrebbe anche esserci magari dargli un'officina, potrebbe essere sicuramente una villa qua sotto. E qui non so, o un'officina o qualcosa, magari un terreno consacrato. Ok, ci manca questa cittadina qua. E infatti fa 1, 2, 3 al paio. Loro abbastanza contenti di vedere la nostra dominazione. Kush che si sta starà schiumando di rabbia. Caro Kush. Sì, loro ci vogliono relativamente bene. Un po' meno questi. Però va bene, sono comunque alleati difensivi. Sono entrati in guerra con loro. Infatti Sava ora ci vogliono abbastanza bene. Vediamo se riesco a fare qualcosa di più, ma no. E non ci vogliono benissimo perché abbiamo dato soldi ai loro nemici, però va bene così. Va bene. Tu rimani qui, non andare a entrare nell'entroterra, a meno che non vengano loro, ma se no non lo fare, anzi io quasi quasi metterei in imboscata tra le rocce. Ok. E va bene. L'unica cosa che voglio fare è togliere la legione che sta a Side, la libica, e portarla almeno a Palmira. Perché ho paura che qui una legione non basti. Se mi vanno su di qua mi fanno un po' il chiurlo. Quindi vorrei evitare che mi facciano il chiurlo. Va bene, signori. Cosa ci manca? Fatemi vedere. Guardate che belli i nuovi confini di Roma, ragazzi. Finalmente, finalmente. Qui la legione si è mossa. Non c'è ancora arrivata. Qua il prossimo giro saranno 2 e andremo a occupare questa liberandoli, perché non fa parte, non mi interessa che sia sotto controllo romano. E direi che ci siamo, signori. Qui abbiamo fatto tutte le varie conquiste. Abbiamo un sacco di uomini schierati. Perfetto. La spia sta facendo il suo. Ok. Va bene. Aspettiamoci un contrattacco da parte dei Suebi, perché sicuramente arriverà. Però fino ad allora va tutto bene. Fino ad allora va tutto benissimo. Aumenta il morale degli eserciti. Interessante questa cosa. Vediamo se c'è qualcosa.
pressione fiscale che non fa mai male e un po' di agricoltura. Va bene signori, grazie per essere rimasti con me. Puntata frizzantina, mi ha saltato un po' di passaggi, ma va bene così. Ultima cosa, ultimissima. Dove sta la nostra flotta? Eccola qua. Tu, cara mia, a parte che devi entrare nel porto, perché sennò i marinai iniziano a star male. E poi continuiamo ad armarla. Continuiamo ad armarla, decisamente, sì. Intanto che l'altra si fa tutto il giro. Fatemi vedere. Ok. Vieni almeno qua. Ci vorrà ancora un po'. Ci vorrà ancora un po', però vedrete che pian piano arriverà qui. È solo questione di tempo. Solo questione di tempo. Signori, grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo a una prossima puntata. Ciao ragazzi.